Buona domenica ai telespettatori di Telecolor, bentrovati, nuova puntata, nuovo appuntamento con Il Punto, la nostra trasmissione di approfondimento della domenica per fare il punto dei fatti della settimana, prevalentemente fatti politici, insomma tutto quello che ci interessa che riguarda la Sicilia, anche in vista di quella che è la scadenza elettorale imminente, ormai ci siamo quasi, manca qualche mese alle amministrative 2023, insomma si voterà, come sapete, in 129 comuni, se non lo sapete ve lo ricordiamo noi, siamo qui apposta, 129 comuni in Sicilia, tra cui molti comuni capoluogo, la piazza, diciamo, il voto più importante sarà a Catania. Ma in questa settimana sono successe un po' di cose, sono successe per esempio lo slittamento, anzi la conferma del voto, avevamo parlato anche qui in questa trasmissione della possibilità di anticipare questo voto per le amministrative. Adesso approfondiremo anche il tema, ma soprattutto i due argomenti su cui insomma, costruiremo la trasmissione di oggi anche con i nostri ospiti sono due che riguardano un po' la vita dei cittadini, perché si parlerà di province, vi ricordate le ex province regionali, che fine hanno fatto? Enti intermedi, enti inutili, poltronifici, aveva detto qualcuno, sono state tagliate, sono state cancellate con la riforma del Rio, adesso se ne ritorna a parlare, è stato proprio il presidente della regione Renato Schifani a riparlare, a rimettere in corsa il tema delle province e poi ovviamente le amministrative, si rincorrono i nomi, poche ufficialità, però anche qui cercheremo di capire come si stanno muovendo i partiti. Vi presento gli ospiti e poi vediamo la copertina. Alla mia destra Fabio Mancuso, nuovo componente del direttivo, buonasera Mancuso, nuovo componente del direttivo dell'ANCI, che è l'associazione nazionale dei comuni italiani, ANCI nazionale, tanto complimenti per la nomina. Grazie. Ma lui è sindaco però, no? È sindaco di Adrano, per questo fa parte dell'ANCI. Rappresenta il Movimento per l'Autonomia. Saluto l'avvocato Enrico Trantino. Buonasera. Buonasera avvocato, ex assessore al Comune di Catania. Sorrido perché poi in questi momenti di intermezzo della vostra vita politica ritornate a fare la professione. Anzi, lei non ha mai smesso di fare la professione. Devo dire questo a onor del vero. Rappresenta Fratelli d'Italia. Saluto in collegamento l'ex presidente della regione siciliana, oggi pensionato, felice, guardate, è fantastico, è ringiovanito, Rosario Crocetta. Buonasera Crocetta. Buon pomeriggio a tutti. C'è il fuso orario della Tunisia, e domenica sera c'è il fuso orario della Tunisia. È uguale. Dov'è Crocetta? Dove si trova in questo momento? Ma guardi, fino all'altro ieri mi trovavo a Catania a mangiare lì a Piazza Università. Da 2 giorni sono in Tunisia, sono un po' vagabondo, un po' in Sicilia, un po' qua. Allora, saluto Luigi Sunzeri del Movimento 5 Stelle, deputato regionale. Buonasera Sunzeri. Buonasera a tutti, buonasera, grazie. E saluto la collega Miriam Di Peri del quotidiano La Repubblica, che ritorna, è stata anche la scorsa settimana con noi. Ciao Miriam, adesso qua sveliamo anche gli altarini. Ciao Luca, ciao a tutti. Sempre sorridente la nostra Miriam. Allora, copertina e poi introduciamo il discorso delle province.
La copertina curata oggi dal collega Massimo Ceraulo, che ci ha fatto vedere un po' di scorci di questi palazzi e continua a lavorare, no? Sono i palazzi delle province regionali, ma diciamo che hanno perso ormai da anni la loro funzione politica. Se ne riparla, introduco il tema appunto di questa sera, il ritorno delle province. Se ne riparla perché il presidente della regione, Renato Schifani, ha diciamo, preparato un disegno di legge che sottoporrà poi all'Assemblea regionale siciliana, diciamo, che in qualche modo ristabilisce il ritorno delle province a livello politico. Allora ne parliamo con i nostri ospiti. Fabio Mancuso. Allora, partiamo subito tra l'altro chi le ha abolite, diciamo, è qui con noi, no? Diciamo, chi ha avuto l'onere di abolirle, diciamo, seguendo poi la riforma del Rio, che è quella poi che ha cancellato in tutto il paese le province, è proprio qui con noi, ed è Rosario Crocetta. Allora, Mancuso, poi proprio Crocetta volevo sentire sul tema. Diciamo che siamo in ritardo, il Movimento per l'Autonomia è stato da sempre un fautore della legge delle province con l'elezione diretta fatta appunto direttamente dai cittadini. E siamo in ritardo perché già la Corte Costituzionale si è espressa sulla legge del Rio, dichiarandola una legge assolutamente illegittima, e doveva appunto per tempo sia la Regione che lo Stato italiano intervenire. Rispetto a questo stiamo anticipando anche quelle che possono essere, e si parla nella riforma Calderoli di mettere dentro anche quello che bisogna aggiustare sotto diversi profili, e noi siamo assolutamente contenti di quello che sta accadendo. Ripeto, noi dal primo momento siamo stati quelli che ritenevamo che le province non potevano che essere governate da soggetti direttamente votati dal popolo. Catania ne ha subito di situazioni assolutamente paradossali, l'ultima è quella della Publi Servizi, dove ci sono 330 famiglie che non sanno quale sarà il loro destino, e rispetto a questo abbiamo l'obbligo e il dovere di pensare anche a loro e di quello che facevano e di quello che possono fare. Allora, io chiederei subito a Crocetta, insomma, che queste province le ha abolite, no? In qualche modo è stato lui a tagliare diciamo, questo cordone ombelicale, no? Allora, Crocetta, si ritorna alle province, quindi... Io diciamo che voglio dire una cosa così controcorrente: io non ho abolito le province, le ho salvate, perché quando la legge del Rio prevedeva l'abolizione delle province, grazie al richiamo allo statuto siciliano, mi meraviglio che chi è sicilianista non comprenda questo, ho richiamato l'attenzione e voluto introdurre quello che non si era mai fatto dall'approvazione dello statuto in Sicilia, che voglio ricordare ha valore costituzionale, e l'introduzione dei liberi consorzi dei comuni. Quindi questa norma ha consentito, in un quadro in cui si abolivano le province in Italia, di poter avere degli strumenti, diciamo, di area vasta, che potevano interporsi tra le regioni e la municipalità. La questione, ci sono due questioni qui, una che riguarda l'elezione diretta e l'altra o l'elezione di secondo livello. La norma del Rio escludeva categoricamente che si potesse arrivare all'elezione diretta, tant'è vero che il buon Musumeci, che mi ha attaccato per 5 anni su questa questione della riforma delle province e quindi non abolizione e l'introduzione dei liberi consorzi dei comuni, quando è andato al governo ha impattato contro questa possibilità, voleva introdurre quella elezione diretta che veniva sollecitata da tanti nei miei confronti, ma non l'ho potuto fare, semplicemente perché la norma del Rio non lo prevede. Ora io auguro buona fortuna a Schifani per il disegno di legge. Piccolo problema, questo disegno di legge, se dovesse prevedere l'elezione diretta, sarebbe incostituzionale, non perché a me fa piacere,
perché le norme che riguardano l'introduzione che riguardano riforme o su situazioni di area vasta, siccome hanno ripercussioni finanziarie, hanno valore costituzionale. Allora, Crocetta, un attimo, così aspetti Crocetta un attimo, così facciamo parlare tu. Scusa, molti hanno perso impugnative nei confronti dello Stato. Rispetto alla mancata poi elezione diretta, io voglio ricordare che non sarebbe l'unico caso. Addirittura i sindaci delle metropolitane sono eletti solo dalla città capoluogo dell'area metropolitana e non sono eletti dai cittadini che fanno parte dell'area metropolitana. Anche su questo io ho avuto dei problemi con Del Rio, ma Del Rio su questo era molto categorico. Quindi o si va alla riforma costituzionale oppure si dia, così come io dico da 10 anni, si dia via libera alle elezioni, perché se invece di perdere tempo in leggi, proposizioni di legge che poi vengono impugnate e non hanno nessun effetto, se si fossero fatti eleggere gli organismi delle città, dei liberi consorzi dei comuni, probabilmente noi avremmo almeno dei liberi consorzi amministrati con dei bilanci, con la chiarissimo, spieghiamo cosa sono, un attimo Crocetta, spieghiamo cosa sono anche ai cittadini che ci ascoltano. Un attimo, guarda, tanto sta qua con noi. Un attimo Crocetta, se no poi non ci capiamo. Diciamo, i liberi consorzi, diciamo, i consigli dei liberi consorzi sono composti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni che fanno parte di quella provincia, insomma questo è diciamo, quello di cui parla Crocetta. Allora, Trantino, poi Sunseri e poi Miriam. Io credo che se noi continuiamo a parlare di province, nell'immaginario collettivo la gente pensa subito alla classe politica, pensa alle giunte provinciali, pensa ai consigli provinciali. Un po' più di audio, di voce. Sì, quindi pensi insomma agli organismi politici, mentre quando parliamo di provincia noi dobbiamo pensare all'80% delle strade siciliane che di fatto sono quasi inagibili, dobbiamo pensare agli edifici scolastici delle scuole secondarie, quindi di tutti i licei, e sappiamo cosa è successo a Boggiolera, perché la riforma Crocetta di fatto ha eliminato, ha soppresso se vogliamo la classe politica nella fase iniziale, facendo però rimanere degli uffici che non avevano una conduzione politica, il che ha determinato sostanzialmente una struttura cefala che non ha più amministrato, che non ha più governato e che ha determinato lo sconquasso che tutti quanti possiamo vedere nel momento in cui proviamo a percorrere una strada provinciale tutta dissestata o nel momento in cui accompagniamo i nostri figli al liceo. Pertanto una soluzione bisogna trovarla. Per esempio ci sono molti comuni che non hanno avuto alcuna riforma e sembrano dei laghi quando piove. Cosa c'entra i problemi di fattibilità delle cose con la riforma costituzionale? Io non ho abolito per niente, non l'ho resa acefala, è semplicemente che la destra siciliana voleva l'elezione diretta e in nome di questo ha bloccato il processo democratico di elezione, per questo sono acefali. Quindi, allora, continuiamo. È chiaro che nel momento in cui di fatto è stata soppressa la classe politica, perché in una prima fase che è durata fino ad adesso, e questo quel che si è determinato, non c'era più la conduzione di chi doveva stabilire le scelte. Ed è chiaro che una burocrazia che molte volte, non dico sia integralmente improduttiva, ma certamente ha bisogno di un potere di controllo oltre che di scelta che può giungere solo dalla politica, i problemi sono sotto gli occhi di tutti. Quindi credo che sia forse già tardi per porre rimedio, perché dobbiamo trovare un sistema, una soluzione che in qualche modo riavvicini la politica alle province per determinare le scelte conseguenziali. Quindi diciamo siete d'accordo, diciamo, in linea di principio? L'unica cosa, visto che ora tra poco magari parlerà l'onorevole Sunseri e potrà eventualmente darmi sulla voce su
su questo, l'unica cosa, non si pensi che il costo della democrazia sia un costo spropositato. I costi da tagliare sono i costi degli sprechi, i costi della mancata efficientazione, sono i costi della mancata spesa, sono tutti quei costi che di fatto consentono di rimanere improduttivi rispetto a tutta una serie di soluzioni che noi abbiamo, senza riuscire a spendere le risorse di cui disponiamo, per tutta una serie di problemi che sono sotto gli occhi di tutti. Allora, Sunseri e Di Peri. Io partirei da un concetto intanto iniziale. La legge del Rio non è né illegittima né incostituzionale. La Corte Costituzionale, con la sentenza 2240 del dicembre dello scorso anno, dice un principio, esprime un principio semplicissimo. Dice che i sindaci delle città metropolitane i presidenti delle città metropolitane devono essere eletti e non ricadono esclusivamente sul sindaco della città capoluogo. Punto. Questa è la sentenza della Corte Costituzionale, quindi noi ad oggi non abbiamo né cancellato le province, abbiamo tolto l'organo politico, ma perché lo abbiamo riformato e poteva dare seguito alla norma prevista dalla legge regionale e dalla legge nazionale, e per 5 anni il governo Musumeci non lo ha fatto, e oggi nuovamente stiamo parlando esclusivamente dell'organo politico. Cioè, la mia domanda a tutte le persone che mi chiedono cosa penso delle province è: se ripristiniamo l'organo politico, secondo voi le strade e le scuole, che sono le uniche due cose per ora di competenza delle nostre città metropolitane e liberi consorzi, sarebbero perfettamente fruibili, sarebbero perfette nelle loro condizioni? Cioè, basta eleggere la classe politica per cambiare lo stato delle cose? Ci dia la risposta. Ma guardi, secondo me no. Perché quando parliamo di province noi dobbiamo cominciare a tornare a parlare di riallocazione delle funzioni, risorse. Le province costano alla regione in generale 300 milioni di euro l'anno. Nell'ultima finanziaria la regione siciliana ha messo 100 milioni di parte corrente e 50 milioni di euro di investimenti. Il governo Conte nel 2018 ha trasferito alle province della Sicilia per strade e scuole 540 milioni di euro. E quanti ne sono stati spesi? Quanto sono stati spesi di queste risorse? Meno del 10%. Appunto. Perché manca la politica. Il problema Trantino dice proprio questo. Sunseri, scusi. Trantino dice: se noi eleggiamo qualche consigliere provinciale, risolviamo il problema delle strade. Buoni una alla volta, se no non capiamo niente. Non convoca le elezioni e perché non l'ha fatto Musumeci, per questo manca la politica, non per la legge. Cioè, aspetti, non vogliono le elezioni di secondo grado, che sono perché quelle di primo grado non si possono fare perché la riforma del Rio è costituzionale e senza modifica costituzionale non si possono fare elezioni di primo grado. Schifani penso che dopo essere stato Presidente del Senato credo che lo debba avere ben chiaro, perché farebbe una figuraccia incredibile. Ma su questo il Presidente Crocetta ha pienamente ragione. È evidente che una riforma del genere a livello regionale verrebbe impugnata domani mattina stesso. Infatti è paradossale semplicemente discuterne, perché sembra che l'unico argomento sia quello di nominare nuovi consiglieri provinciali. No, però Sunseri, scusi, faccio un'osservazione che è quella che hanno fatto in molti. Tra l'altro è una cosa che riguarda in qualche modo davvero la provincia di Catania, ma è una questione che ha fatto un po' il giro d'Italia. Diciamo, si aspettava, è una questione che riguarda molto il turismo e i servizi non goduti dal turismo. In queste ultime settimane ci sono state delle ottime nevicate sull'Etna. La strada che conduce, diciamo, alle piste da sci è una strada di competenza, allora era una strada di competenza provinciale, adesso attraversa un paio di comuni. Questa strada è rimasta bloccata per una decina di giorni, quindi non consentendo di fatto di usufruire, quindi con le lamentele dei residenti di quella zona, con le lamentele soprattutto del comparto turistico. Ma non ci sono i poteri sostitutivi in questi casi? No, però quello che... No, Crocetta, però quello... Però quello che dice la politica, Crocetta, è questo, cioè quello che dicono, diciamo, chi sostiene la presenza politica delle province, dice ma magari se ci fosse stata una spinta politica quella strada... Perché non li eleggono? Hanno bloccato per 10 anni l'elezione degli organi, perché vogliono elezioni dirette. Facciano la modifica costituzionale, visto che adesso sono pure maggioranza in Parlamento, e in un anno riescono a fare questo. Ma se loro pensano che oggi esista un presidente della regione
Allora per 5 anni perché non l'ha fatto Musumeci? Perché non lo poteva fare come non lo potevo fare io. Semplicemente, quindi è inutile cercare argomenti speciosi sul piano della politica. Noi siamo stati incastrati dalla riforma del Rio. Dopodiché io ho cercato di salvare questi organismi che ritengo importanti, richiamandosi allo Statuto siciliano e istituendo i liberi consorzi. Io ho salvato le province rispetto a un progetto del governo nazionale che era di abolirle. Allora, bene, Crocetta, Miriam, adesso vengo da te prima di andare in pubblicità. Tanto proviamo questa connessione. Possiamo raccontare questo aneddoto ai nostri telespettatori? Allora, dovete sapere che Miriam si collega con noi da Palermo e la connessione non era eccezionale l'ultima volta. Allora a casa gli hanno detto: senti, quando ti colleghi non ci liberti di avere una connessione perfetta. E Miriam ha chiamati te che ci ha fatto resistere. Noi, Miriam, come ce l'abbiamo noi? Sì, cioè io ieri ho avuto i tecnici a casa perché la connessione doveva andare. Mi auguro che adesso funzioni. No, allora, un paio di allora Miriam, un attimo, ci fermiamo per la pubblicità, poi torno subito da te. Ok. Rientriamo in studio, ancora buona domenica telespettatori di Telecolor. Abbiamo iniziato questa trasmissione di oggi parlando delle province, con me in studio Fabio Mancuso, sindaco di Adrano e componente direttivo dell'ANCI nazionale. Ci ha raggiunto il collega Mario Barresi della Sicilia, vado per ordine, insomma seguo la linea del tavolo. Ciao Mario. Buonasera a tutti, bentrovati. Enrico Trantino, avvocato, rappresenta qui Fratelli d'Italia, e poi in collegamento Rosario Crocetta, l'ex presidente della regione siciliana, Luigi Sunseri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, e Miriam Di Peri, collega di Repubblica. Allora Miriam, avevo lasciato, diciamo, ti avevo chiesto insomma di intervenire sulla questione di province prima di andare in pubblicità. Hai seguito il discorso, no? Cioè Crocetta dice: è inutile che tentate di fare questa riforma, tanto diciamo, l'elezione diretta non la potete fare perché non si può fare costituzionalmente. Miriam. Manca un passaggio. Ieri in conferenza stampa Schifani ha spiegato appunto che si tratta di un disegno di legge nazionale e che poi in Sicilia abbiamo questa premura di arrivare sempre prima degli altri. Ricordo che Rosario Crocetta ha abolito o comunque ha annunciato questa riforma di modifica delle ex province dal salotto TV di Massimo Giletti. Adesso la Sicilia si porta avanti col lavoro rispetto al resto d'Italia, però c'è effettivamente un disegno a livello nazionale sul ripristino delle province e il governo Meloni, da quanto filtra, punta all'abolizione della legge del Rio entro la prossima estate. Però ha ragione Crocetta, e mi costa dirlo perché gli ho fatto da spina nel fianco per 5 anni, come dire, fino a quando in Italia resterà vigente la legge del Rio non si potrà andare ad elezione diretta. Il passaggio che mancava era esattamente questo, che a livello nazionale si sta lavorando per l'abolizione della legge del Rio, poi la Sicilia fa sempre il passetto in avanti prima degli altri, ecco. Cioè, quindi si fa trovare pronta, si dovrebbe fare trovare pronta qualora si abolisse la del Rio. Si fa bocciare la legge, aspetti l'abolizione della del Rio e poi può fare quello che vuole la Sicilia con lo statuto speciale. Secondo ma così si fa bocciare la legge, una figuraccia per Schifani. Se la può preparare ma non la può presentare. No, la figuraccia è chi invece oggi ritiene che la Sicilia non può fare assolutamente nulla. Io ricordo a me stesso che la Sicilia. Io ricordo a me stesso che la Sicilia è stata la prima. Non parlatevi addosso, se no non si capisce niente. Parla sempre lui. Concetto, un attimo, faccia parlare. La regione d'Italia ma cosa c'entra questa demagogia? Diciamola, sì, noi gli altri sono demagoghi, le leggi esistono per sono demagoghi, solo che la regione non può che rispettare le leggi. Sì, ma le leggi sono sempre rispettate. La Sicilia è stata la prima regione che ha eletto il sindaco direttamente con i cittadini e non c'è stato nessun tipo di ricorso. Tutta un'altra serie di riforme sono partite dalla Sicilia, compreso quello. Crocetta, però lo faccio parlare. Buono, Crocetta, un attimo. Abbassate un attimo, Crocetta deve ascoltarmi. Allora, non parlatevi addosso. Crocetta continua a parlare, non mi ascolta, come sempre, però vabbè, ci siamo. Crocetta, un attimo. Allora, perché se vi parlate di sopra non si sente niente, perché lei è in collegamento e lui è in studio. La Sicilia in materia elettorale è stato sempre precursore rispetto alle leggi nazionali. Elezione diretta del sindaco.
il 40% del sindaco nei ballottaggi, quindi anche al primo turno. Anche questa cosa, insomma, e stanno ragionando anche a livello nazionale di copiare la Sicilia. Rispetto a quello che ha detto l'onorevole Sunseri, che la Del Rio non è incostituzionale, diciamo che non è incostituzionale in parte, ma è incostituzionale. Lo dice la Corte Costituzionale. Rispetto a quello, le modifiche che devono essere fatte saranno fatte sia dalla legge regionale proposta da Schifani e dalle forze di maggioranza all'interno di un percorso legislativo nazionale che è partita con la riforma Calderoli e finirà affinché le province, i liberi consorzi, come li vuole chiamare, possono assolutamente essere operativi nel campo, perché le cose che interessano i cittadini, non è il fermo e la morte di enti che hanno portato i comuni in una situazione paradossale, partendo dai rifiuti solidi urbani e da tutte le strade dissestate proprio questo, le strade provinciali sono assaltate da rifiuti solidi urbani ed è una vergogna e un'indecenza per la Sicilia, proprio per la mancanza di una decisione che è partita dal governo Crocetta. Comune, la raccolta delle RSU è competenza esclusiva di comune e poi ci sono non conosce la legge, non conosce la legge, Presidente, non conosce la legge, non conosce la legge, i rifiuti delle strade statali competenza ANAS, i rifiuti delle strade provinciali competenza delle città metropolitane, non si sente niente, non conosce la norma, non si sente niente. Ma se non conosce la norma attuale né giuridico. Onorevole Crocetta, percorra qualunque strada provinciale e troverà discariche dovunque. Chi deve provvedere? Chi deve provvedere alla pulizia? Su quello, su quello ha ragione. Però il problema è perché non abbiamo eletto gli organismi, visto che la Del Rio ce li imponeva di secondo livello. Perché non li abbiamo eletti? Capisco, perché a volte... Perché, scusi Crocetta, ma perché non sono stati eletti questi organismi? Mario, Miriam, perché non sono stati eletti? Musumeci ha rinviato le elezioni per 5 anni di fila. Seri, non abbiamo sentito. Musumeci ha rinviato le elezioni 5 anni di fila. Ci sarà un motivo, no? Mario, Miriam, qualche cosa sarà successo. Facendosi impugnare tutti gli anni la norma. Aveva impegni, c'era qualcosa di più importante da fare? Cosa è successo? Lo dobbiamo spiegare, no, ai cittadini. Che è successo? Nessuno lo sa. Che è successo? No, io immagino che sotto il profilo politico a nessuno piace l'elezione in secondo grado, perché ripetere i consiglieri comunali che diventano consiglieri provinciali e tutta una serie di situazioni sotto il profilo dell'impegno gravoso sia all'interno dei comuni che all'interno delle province, questa gran voglia di fare una riforma che riforma non è, poi ha portato appunto alla responsabilizzazione della Presidenza della Regione e avere dei commissari che certamente non hanno fatto tutto quello che devono fare. C'è anche da dire che fino all'ultima ondata di commissariamenti le 3 città metropolitane, Catania, Messina e Palermo, il sindaco della città capoluogo per legge automaticamente rivestiva il ruolo di sindaco metropolitano, quindi non ci sono stati per tutti e 5 anni i commissari a Catania, a Messina e a Palermo, quindi anche, voglio dire, i sindaci metropolitani avevano un ruolo e magari si devono assumere delle responsabilità rispetto a quello che è successo negli ultimi 5 anni con Orlando, infatti, con De Luca e con Pogliese a Catania. Il resto è chiaro che c'è stata una melina, anche perché molto probabilmente ce la prendiamo con costoro invece di... Anche perché probabilmente alla politica conviene un commissario nominato di fiducia piuttosto che un organo di secondo grado che è una cosa Crocetta di dice una cosa, però tutti quanti dite è stato Crocetta a tagliare le province, lui dice in questo caso perché me la state prendendo con me? Dice, se ci fossero stati e entravano in funzione questi liberi consorzi, no Crocetta, questo è il senso, magari arrivano le province, io le ho salvate, dopodiché i commissari li hanno nominati loro per tutti questi anni, non hanno fatto eleggere dai comuni e dai sindaci gli organismi
provinciali perché volevano e vogliono l'elezione diretta in nome di questa illusoria possibilità. Io ci ho provato con Del Rio, ma Del Rio era ho provato anche con i ministeri, col governo. Quando ci siamo resi conto che contestava questa legge, Del Rio ha perso di fronte alla legge, alla Corte Costituzionale, lì si arrende, perché non si va a sbattere. A un certo punto si opera nelle condizioni date. Discorso... Se io ho due strade, una più piccola e una più grande, se quella più grande è chiusa, che prendo la strada più piccola, non è che cerco non prendo né l'una né l'altra. Quello che è avvenuto in Sicilia, che non si è approfittato di un'opportunità notevole che io ho fatto, che era quella di introdurre i liberi consorzi di comune, e si è lasciato questi organismi di area vasta senza acepali. Però scusate, se a Palermo c'era Orlando che dice che è meglio di lui, i sindaci non ce ne sono, perché non ha governato il libero consorzio in modo adeguato, perché non ha acquistato le strade provinciali? Se a Messina, a Catania c'era Pugliese e via dicendo, perché non l'hanno fatto? Quindi qui è inutile cercare delle responsabilità. Che poi si debba andare a una riforma, io sono completamente d'accordo, quando sarà possibile, perché c'è la legge nazionale, reistituire l'elezione in forma diretta, perché no? Perché no? L'altra cosa, Luca, l'altra cosa è che probabilmente non impariamo dalle lezioni che ci insegna il passato, perché così come venne gestita nel 2000, era il 2014 se non ricordo male, la vicenda delle province, quando eravamo all'apice diciamo della potenza mediatica, del populismo, dove qualsiasi poltrona anche del consiglio del condominio era da demonizzare, e quindi magari fummo spinti sull'onda adesso che è di gran moda riparlare di provincia, quanto è bello il presidente della provincia, quanto sono belli gli assessori provinciali, quanto sono belli i 30 consigli. Mario, Dico, fra le due cose c'è una sana via di mezzo. Avremmo potuto utilizzare questi anni per migliorare la struttura delle province, in attesa di un passaggio che è sacrosanto. Io sono d'accordo sul ripristino della rappresentanza e su una legge che rimetta i cittadini col pallino. Ci sono due rischi secondo me in questo scenario. Il primo, che le tanto decantate elezioni dirette nelle città metropolitane e nei liberi consorzi, poi li richiameremo magari province, diventino una sorta di camera di compensazione di poltrone che non si riescono ad assegnare alle amministrative, alle politiche, alle regionali, e ci può stare. L'altro è quello che la classe in questi 10 anni sono state governate col pilota automatico e sono andate male. La domanda è: possono andare peggio? Abbiamo una classe dirigente, e lo dico trasversalmente, tanto in grado che fra 4 anni ci rivedremo qua da te, Luca, e rimpiangeremo i commissari delle province. Questa è una sfida che la classe dirigente siciliana si deve assumere. Abbiamo fatto un esempio che è stato quello della Mare Neve, no? Poco fa, cioè là era una scelta di azione, no? Là l'avrebbe potuta fare immediatamente solo una scelta politica, cioè un organo di indirizzo politico. In quel caso la lentezza, la burocrazia ha creato questa lungaggine che poi è stato la protezione civile di Reggio Calabria. È un esempio questo qua. Abbiamo visto gli spazzaneve arrivare con i traghetti dalla Calabria, cioè delle immagini assolutamente, diciamo, inguardabili da ogni punto di vista, perché noi insomma quindi qualche decina di consiglieri provinciali risolvono il problema delle strade in Sicilia. Cioè, ma voi veramente pensate che qualche decina di consigliere provinciale eletto risolve il problema delle strade? No, sul serio, sto dicendo un'altra cosa. No, un attimo, sto dicendo un'altra cosa, perché se no, un attimo, sul serio, non facciano una ricetta. Un attimo, sul serio, io sto dicendo un'altra cosa, ho capito il suo concetto.
un attimo, posso finire di parlare? Diciamo, io voglio chiarire il mio concetto. Ho detto solamente che in questo caso, così come in tanti altri casi, magari meno noti alla cronaca, diciamo, la spinta, l'indirizzo politico probabilmente avrebbe accelerato la procedura. Diciamo, non guardo il colore della politica in questo caso. Probabilmente un'azione immediata della politica avrebbe spinto e avrebbe portato all'azione. Poi non si risolve chiaramente il problema delle strade così, mettendo i consiglieri. C'è anche un altro elemento. Scusami, gli uffici tecnici della città metropolitana di Palermo contano 2 ingegneri che devono coprire centinaia di chilometri di strade provinciali. Cioè, ma serve il consigliere provinciale a fare il progetto dell'SP4 Corleone la programmazione che collega tutto l'interno del Palermitano? Ma allora, che di cosa stiamo parlando? Onorevole Funzeri, ma allora perché non abroghiamo il governo nazionale? Tanto i direttori generali rimangono nei ministeri. Per quale motivo non abroghiamo il Parlamento? No, ma non è così. Ma garantiamo la capacità, ma perdono. Il governo ce l'ha la capacità amministrativa di tenere il Dipartimento per i fatti propri. Le province non ha la capacità né economica né amministrativa di continuare a lavorare in questo momento. Allora, o aumentiamo la loro capacità, quindi più assunzioni, più ingegneri, più dipendenti. Allora, in questo senso siamo d'accordo, ma chi deve assumersi la parlare solo dell'organo politico? Ma chi deve intestarsi la scelta, onorevole? Onorevole, ma è la politica che deve decidere. Nazionale, regionale. Ma non è il consigliere regionale che aumenta. Ma di cosa sto parlando, scusi? Ma secondo lei il consigliere regionale può aumentare il numero di ingegneri all'interno della provincia? Appunto, no! Non lo può fare, ci vuole la politica e quindi ci vuole un governo provinciale. No, il governo che non trasferisce. Da 10 anni il governo non trasferisce un centesimo alle ex province. Ma no, per cui ma guardi che l'onorevole Sunzeri qualche minuto fa ha detto, scusate, l'onorevole, cambiare la legge, altrimenti facciamo solo chiacchiere. L'onorevole Sunzeri qualche minuto fa ha detto che il governo Conte ha trasferito 540 milioni di euro alla Sicilia e ne abbiamo spesi il 10% e ci sono i funzionari. Vuol dire che qualcosa non funziona. L'organo di programmazione è la politica nel territorio, non sono gli ingegneri, è la politica. Come quella di Catania, di Palermo, a cui va solo una parte. Miriam, ce l'ha presente quando possa fare una strada, fare le strade provinciali, fare quanto viene a costare. E allora rimaniamo così. Questo. Sì. Luca, Miriam, mi fate parlare via. Crocetta, dovevano buoni tutti. E quindi sono stati tagliati fortemente i trasferimenti. Crocetta, un attimo preciso. Ascolti che ha da dire Miriam Di Peri, un attimo. È fuori dubbio. Miriam. Crocetta, le dobbiamo staccare il microfono, mi pare l'unica a questo punto. No, allora, c'è sicuramente l'elemento economico, Luca. Non possiamo non discuterne di questo fatto. Insieme a questa riforma che forse si sarebbe potuta fare meglio 10 anni fa, ecco, Crocetta, così lo possiamo dire in questi termini. Insieme a questa riforma la Sicilia ha accettato da parte di Roma il prelievo forzoso su quella quota parte di tasse che prima finivano nelle casse delle province. Il cortocircuito dove è stato che in virtù dello statuto speciale quello stesso fondo di ripartizione nazionale che era stato creato dalla legge del Rio per tutte le province ha tagliato fuori le province siciliane per anni, d'accordo? Per cui da una parte i prepensionamenti. Vada Crocetta, mi insulti quanto vuole. No, ma non possiamo non dire che è anche responsabilità sua, cioè non c'è un brava nel senso che poi è stata colpa di qualcun altro. Di questa cosa ci si doveva accorgere nel momento in cui si è fatta la riforma. Voglio sperare fosse un brava sarcastico. E appunto, perché le province sono rimaste senza soldi, senza funzionari, in 10 anni se ne sono andati in prepensionamento, in pensione, una serie, soltanto alla provincia di Palermo da 4.500 funzionari sono passati a 500, ma che devono fare prima? Esatto, bravi. Una mattina da gestire e in più c'è anche la governance che manca. Crocetta. Se siamo tutti d'accordo, ripeto. Sì, a me? Sì, ha ragione Miriam, ha ragione, perché Giuffi, scusi, ha ragione, perché Miriam Di Peri è la collega di è Repubblica. che la legge del Rio ha previsto
di non inviare alcuni fonti per le province delle regioni autonome, delle regioni speciali. Per cui noi ci siamo dovuti sobbarcare tutti quanti, non dico noi, io dico anche Musumeci, adesso anche Schifani, la regione Sicilia ma Del Rio era del suo stesso partito, non poteva, perché prima l'intervento era congiunto, intervenivamo noi come regione e interveniva anche lo Stato, e poi c'è stato questo. Ripeto, il problema è inutile cercare di trovare soluzioni che hanno una polemica politica regionale. Il problema è che se si vogliono arrivare, però io non sono d'accordo che le province debbano essere ricostituite così com'erano. Scusate, ma perché le scuole questo è un altro argomento, e perché le strade provinciali non possono passare a organismi regionali che praticamente possono avere poi i fondi realmente per poterli fare, e invece fare diventare le province, come debbono essere, un coordinamento della libera espressione democratica dei comuni, che debbono avere un peso dentro l'area vasta. Per cui io sono sempre per i liberi consorzi. Poi elezioni dirette o elezioni in diretta non è questo che mi preoccupa, l'importante è che ci siano delle forme di elezione. Adesso lo strumento c'è, se si fosse adoperato, ripeto, perché si sperava che il governo si sperava che si potessero convocare le elezioni dirette, quanto si è cercato di fare questo, si è sbattuti contro la scure nazionale che ha impedito con tutti i governi fino ad ora. Ora la Meloni penso che voglia fare altro, questo l'ha dichiarato, però se non lo fa è inutile che dice Schifani che fa la legge regionale per dire che è più bravo della Meloni che arriva prima. Dobbiamo avere. Allora vabbè, un attimo, prima di andare in pubblicità volevo servirmi dell'aiuto di Mario e Miriam, insomma proiettiamoci un poco avanti, no? Cominciamo ad immaginarle queste elezioni, come dovrebbero essere. E parliamo delle elezioni che si possono fare. Intanto poi insomma anche noi ci dobbiamo organizzare, ci facciamo mancare mai un'elezione. Parliamo delle elezioni che si possono fare invece di quelle che non si possono fare. Guarda, perché è stato detto anche questo, no? Ieri, Miriam e Mario, come saranno queste elezioni, quanti saranno i consiglieri, come si voterà, insomma anche questo è stato messo nel disegno di legge, no? Miriam e Mario. Sì Luca, io devo dire che in questa sovraesposizione, in questa importanza che viene data ai consigli provinciali e alle giunte provinciali, non posso non metterci un briciolo di malizia e vedere che stanno impupando la torta per quelli che non verranno candidati alle amministrative. Perché l'ha detto Mario. Ok. Certo, è così, è chiaro. Si sta molto impupando la torta in questo senso. E dopodiché saranno comunque meno rispetto a 10 anni fa. Com'erano? Saranno meno perché dobbiamo mantenere un regime di sobrietà, ha detto il Presidente della Regione. Ma Schifani cosa fa? Schifani in questo momento cosa fa? L'ha detto stampa del governo nazionale. Cioè parla di una norma nazionale che non presenterà lui. Cioè non capisco qual è il ruolo del Presidente della Regione oggi. Magari informarsi. Ma a me sta informando i cittadini che il governo nazionale farà la riforma delle province? Il Presidente della lo Regione sta dicendo prima, perché poi ci sono le amministrative, se no sembra che poi lo dice sotto amministrative. No, ma a me dispiace che si parli così del Presidente della Regione, e anche il Presidente della Regione, che peraltro mi ha fatto sempre simpatia come Crocetta, vogliono togliere all'Assemblea regionale un'iniziativa legislativa. Cioè parlare di politica, parlare della riforma territoriale, di enti territoriali, per voi è, non so, qualcosa di aberrante. Ma parliamo di funzioni. Ma le funzioni in cosa? Ma c'è una riforma da fare, c'è in Sicilia da riorganizzare il territorio, ci sono delle funzioni che erano in capo alle province, c'è un testo dove dobbiamo discutere, discutiamo, vediamo cosa viene fuori, forse le cose che dice Crocetta sono bene accette, quindi vengono inserite nel testo, ci saranno delle proposte anche del Movimento 5 Stelle che miglioreranno il testo, abbiamo una proposta legislativa.
legislativa. Qui non si vuole copiare nessuno, qui anzi vogliamo, lo ripeto, come abbiamo fatto negli anni, essere precursori di quella che è un'attività legislativa sugli enti locali, dove è stata assolutamente assente la politica negli ultimi anni. Quindi io non mi meraviglio invece al contrario che si vuole affossare solo il fatto di parlare. Ma lei non può fare una legge costituzionale. Ma vabbè, allora, fermi, ma abbiamo capito il tempo. Fuori tutti, abbassate tutti gli audio, dobbiamo andare in pubblicità. Allora, Crocetta, stiamo tornando, un attimo, dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo e saluto Sunseri, anzi lo saluto, mi alzate solo Sunseri per favore, che così lo saluto. Ciao, grazie. Sunseri, grazie per essere stato con noi, insomma adesso Crocetta continua a parlare, mettetevelo, tanto non si vede. Luca, lo sai, una chicca, lo sai, abbassate l'audio di Crocetta, perché sennò non possiamo salutare. Vi lascio con l'unica chicca, Luca, perdona. Qual è? Prego. L'unico ente locale d'Italia che rischia di andare in dissesto mentre è in dissesto è un libero consorzio siciliano. E qual è? Libero consorzio di Siracusa. È perfetto. l'unico ente che rischia ogni anno di andare in dissesto mentre è in dissesto. Questo è come funzionano le nostre province. Anche questo però insomma. E sono sicuro che qualche decina di nuovo consigliere provinciale risolverà il problema di Siracusa. No, sicuramente riuscirà a programmare meglio. Speriamo bene. Allora, grazie a Luigi Sunseri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Miriam, Crocetta, state lì, voi anche state qui in studio, dopo la pubblicità apriamo la discussione sulle amministrative, in particolar modo ovviamente Catania. Rientriamo in questa domenica sera di Telecolor con il punto. Abbiamo parlato, prima di andare in pubblicità, della questione delle province, si è molto animato l'ex presidente della regione Rosario Crocetta, adesso però parliamo di amministrative, apriamo questa finestra come facciamo ormai da settimane sulle amministrative siciliane, 129 comuni al voto, si voterà il 28 e 29 maggio, però dobbiamo fare un attimo una parentesi, perché la scorsa settimana c'era qui da noi l'assessore agli enti locali, l'assessore regionale agli enti locali Andrea Messina, qui al punto, che domenica sera aveva detto: guardate, dice, noi siamo tutti d'accordo, diciamo, con una quasi certezza vi posso anticipare che le elezioni amministrative verranno anticipate al 14 e 15 maggio, quindi 2 settimane prima della data prevista, quindi non sarà confermata questa data del 28 e 29. Guardate questa clippina che abbiamo estratto proprio dal punto di domenica scorsa. Il 15 e il 16 di marzo faremo il decreto di indizione dei comizi, lo faremo in quella data anche per dare la possibilità di far votare anche alcuni comuni che recentemente purtroppo i sindaci si sono dimessi, nello specifico il sindaco di Pachino e il sindaco di Nicosia, e quindi siccome bisogna aspettare 20 giorni dopo le dimissioni per l'eventuale revoca delle dimissioni, tra il 15 e il 16 marzo faremo il decreto di indizione dei comizi e verosimilmente si voterà il 14 e 15 di maggio. Questa cosa l'avevamo detta domenica sera, lunedì pomeriggio tutto viene ribaltato praticamente il 448, confermata la data del 28 e 29 maggio, non si vota più, non c'è più l'intenzione da parte di alcuni partiti di anticipare queste elezioni e allora lì insomma è partita la corsa alle amministrative. C'era qualcuno che aveva fatto i santini elettorali già con la data 14 e 15 maggio, già pubblicati insomma quantomeno sui social, altri insomma si erano tenuti senza mettere la data. Sembrerebbe, e guardo Mancuso, ce li abbiamo qua, ce l'abbiamo una a destra e una a sinistra, i rappresentanti delle due forze che diciamo erano meno d'accordo sull'anticipazione delle elezioni. Quindi autonomisti e Fratelli d'Italia l'abbiamo raccontato e nessuno l'ha smentito, sono stati quelli che hanno remato contro. No, una serena discussione di giunta per confermare quello che già si era deciso. In giunta si è discusso con il Presidente della Regione e quelle che sono state le nostre motivazioni sono state accolte da tutta la coalizione, confermando quello che già si era deciso. Ma nello specifico 2 settimane di tempo cosa spostano rispetto alla scelta? Al contrario, non sposta nulla con la data che già era stata decisa, quindi non c'era assolutamente questa premura di anticipare rispetto a delle decisioni già prese.
Quindi c'era la serenità di continuare già con la decisione presa, ma non c'è stata una grande discussione. Il Presidente Schifani, come al solito, ha fatto diciamo di tutta una discussione, una serena scelta, confermando quello che avevamo già deciso prima. Senta, non è che diciamo, la vostra idea in qualche modo è stata quella di non rimanere schiacciati, così come è successo dalle grandi liste, dalle liste nazionali, diciamo, in una tornata elettorale, questo dobbiamo precisare, che sarebbe andata in quel caso alle urne tutte insieme in tutta Italia, quindi con le altre amministrative delle altre regioni. Ero presente qui quando si parlava che il Movimento per l'Autonomia con le elezioni nazionali non superava il 5%, addirittura ci davano al 3-4%. Nelle amministrative ci riteniamo una forza autonomista in Sicilia molto forte, non abbiamo nessuna preoccupazione di avere qualche percentuale in più o in meno. Era una questione di, non dico principio, ma una questione di rispetto secondo quelle che erano già le scelte fatte. Quindi non c'è stato un calcolo che riguarda appunto il punto elettorale. Quindi 15 giorni guadagnati così a voi comunque vi fanno comodo, diciamo. Sì, organizzare le liste soprattutto su Catania, considerato che noi ne faremo diverse, è per noi fondamentale, e farle bene è ancora diciamo, il punto di forza per scegliere dei candidati al Consiglio Comunale che possono dare una svolta definitiva alla città di Catania. Fratelli d'Italia invece aveva un problema inverso, no? Guadagnare questo tempo in qualche modo per... Perché no? la partita scacchi ancora è pienamente in corsa. Quindi... Esatto, quindi questo è... Quindi diciamo è una partita a scacchi che si gioca su altri tavoli, non siciliana, no Trantino? Beh, innanzitutto mi auguro che si giochi su tavoli siciliani, poi naturalmente ci sia anche un'interlocuzione con Roma, perché ci deve essere un coordinamento, in quanto inevitabilmente certe scelte ricadono in un più ampio contesto nazionale, perché laddove si chiede a Fratelli d'Italia di rinunciare a un territorio bisogna vedere se c'è la possibilità di compensazione con altro territorio anche nel resto dello stivale. Quindi credo che sia una logica del tutto normale, senza che questo... Quindi Fratelli d'Italia ritiene, diciamo in qualche modo naturale, che come dire, la primogenitura della candidatura spetti al partito, cioè al sindaco uscente, diciamo in questo caso. Parliamo di Catania, non parliamo di Catania, non l'abbiamo specificato. Ma diciamo che sicuramente sì, anche perché dobbiamo considerare non solo il fatto che il sindaco uscente sia di Catania, ma dobbiamo anche considerare che Fratelli d'Italia ha dovuto rinunciare obtorto collo alla presidenza della regione siciliana, ha ceduto la sindacatura a Palermo, a Messina non c'è un sindaco di centrodestra, quindi crediamo che sia assolutamente fisiologico che il partito di maggioranza relativa rivendichi la sindacatura a Catania. Chiarissimo. Allora, Miriam, Mario, poi da Crocetta vogliamo sapere un po' di cose. Però prima di andare... Un attimo, a Crocetta volevo fare una domanda io. Poi. Sì, però io approfitto della presenza dell'avvocato Trantino, perché diciamo, questa settimana c'è stata anche un'altra notizia che abbiamo volutamente omesso all'inizio della trasmissione, perché volevo parlarne un po' più, diciamo, in qualche modo approfonditamente in questa parte della trasmissione. Diciamo, all'inizio, diciamo, quasi pochi giorni prima delle regionali, sono arrivati gli arresti domiciliari per l'ex assessore del comune di Catania Barbara Mirabella. Qualche giorno fa il PM, diciamo, ha chiesto di archiviare questa posizione, diciamo, questa accusa di corruzione a Barbara Mirabella, che diciamo, in una storia, diciamo, che già da subito, no, Trantino, sembrava, come dire, una questione di poco conto rispetto a tutto quello che vediamo, e dove la posizione della Mirabella sembrava davvero molto molto marginale, se non in qualche modo diciamo, da non perseguire, no? Ecco, adesso è arrivata la conferma di quello che lei tra l'altro in questa trasmissione ci aveva detto, diciamo, subito dopo gli arresti domiciliari. Quindi insomma qui si apre un grande capitolo, ecco, no, dell'azione della magistratura. Io volevo sapere intanto però dovete per forza tirarmi la giacca. Io rimango fedele a quello che ho scritto in un comunicato molto scarno, ma che ho scritto con consapevolezza, perché ho un senso delle istituzioni un po' che mi caratterizza, e pertanto, essendoci ancora una decisione pendente del GIP sulla richiesta di archiviazione, credo che sia inopportuno sbilanciarsi in ogni tipo di valutazione. Io quello che posso dire è che c'era un'ipotesi che è stata condensata in una richiesta di misura cautelare, su cui sono giunte una serie di spiegazioni e di chiarimenti che hanno poi indotto lo stesso pubblico ministero, e questo è bene precisarlo, che ribadisco, così come già ho detto
ma ha mostrato grande onestà intellettuale a chiedere lui stesso l'archiviazione. Ora pertanto dobbiamo attendere le valutazioni che il GIP dovrà compiere su questa richiesta, poi ci sarà anche il tempo per i commenti. In questo momento non mi va di dire altro. Certamente però la Barbara Mirabella si sentirà, no? Ce lo potrà confermare almeno questo, un po' più sollevata rispetto... Naturalmente sì. E questo è il tema, no? Che abbiamo affrontato anche in altre occasioni, la giustizia e della politica. Ritorniamo alle amministrative. Allora, Mario e Miriam. Catania è la partita più importante, la città più importante, e io volevo approfittare della presenza di Crocetta, che qualche tempo fa ci aveva detto che a Catania aveva tanti amici, tante persone che gli vogliono bene, e non aveva negato un'ipotesi di candidatura. Ora, visto che si è parlato anche di Cancelleri che vorrebbe candidarsi, quindi perché non riproporre il derby Caltanissetta-Gela al Massimino di Catania e si candida a Catania, visto che magari avrà un po' più di tempo libero, lo può fare. Beh, qualche esterno ce l'avete avuto, Scampagnini non aveva esatto. E quindi la risposta qual è? La risposta, ma io non ho nessunissima intenzione di candidarmi a nessuna elezione. Ovviamente quando qualcuno mi dice ti vuole candidare a sindaco di Catania, mi sembrava eccessivamente sbagliato. Magari è una cosa che sicuramente mi avrebbe fatto grande onore, come uno per esempio, Catania no, assolutamente, voglio dire, e uno fa, come dire, buon viso a cattiva sorte, ma io non ho intenzione di candidarmi ad alcuna cosa, e ve lo spiego subito perché. Intanto proprio Catania ha già subito lo shock di un sindaco che si è candidato e poi è stato condannato. Io ho un procedimento in corso, fra l'altro in una tranche di quel procedimento è implicato un coimputato è il presidente della regione, quindi. Schifani, ma lui non ha sentito nessun bisogno di incompatibilità. Io lo sento, io fino a quando non si chiariranno alcune cose che riguardano procedimenti giudiziari a mio carico, non ho intenzione di candidarmi manco a presidente del mio condominio, per essere estremamente chiaro. Quindi ringrazio quegli amici che veramente mi hanno chiesto di candidarmi con simpatia, ho molta simpatia per Catania, ma spero che Catania possa eleggere un sindaco catanese e magari scelto meno litigioso, e ci sia più pace anche fra i due schieramenti. Emiliano Abramo, che è quello che piace di più, diciamo, al fronte progressista, potrebbe essere un profilo positivo per Catania? Allora, tutti i profili sono buoni, per carità. Abramo è buono, Lanfranco Zaffarà non è che è l'ultimo arrivato, ci sono altri candidati che potrebbero essere, però il problema è che poi ognuno di noi pensa che il migliore candidato è se stesso e non vuole fare accordi con nessuno, è meglio che lascia perdere, non mi troverà sodale compagno. Io potrò sostenere un sindaco e venire a farlo anche mettendoci la mia faccia, che sia espressione di un'unità larga e che rappresenti anche quella innovazione che Catania ha bisogno. Crocetta, ma le piace questa nuova segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein? Allora, io sono uno all'antica, fa un lavoro moderno ma con un vigore antico, e penso che se io avrei votato per l'altro, però nel momento in cui è stata eletta la Schlein, bisogna rispettare l'elezione e bisogna farle lavorare. Fra l'altro non condivido tutta una serie di espressioni
che sono state utilizzate in questi giorni da chi lavora attaccato. È figlia di ricchi, non ha lavorato. Infatti tutti questi politici, voglio dire, sono tutti figli di poveracci. Io sono stato l'unico presidente della regione nel dopoguerra che è figlio di un operaio, tutto il resto vengono da famiglie abbastanza agiate, e dopodiché è inutile fare queste discussioni che non hanno senso. La gente si giudica. Non si giudica né per il suo stato sociale, né per il suo patrimonio, a meno che non l'abbia rubato, né per altro. Si giudica per i propri valori, per la cultura. Mi sembra in campa, lasciamola lavorare. Io credo che già avrà il vantaggio di unificare le opposizioni e di cominciare a fare un po' di chiarezza. Sto vedendo alcune mosse che sono molto rispettose anche del partito. Ripeto, io avrei scelto altro, però nel momento in cui è stata eletta si rispetta l'organo, si rispetta il segretario, tra l'altro si sta muovendo pure bene, e la si lasci lavorare senza mettere i bastoni fra le ruote. Sai cosa che pensavo fosse vicina anche, come dire, ai suoi ideali, no? Ma perché per la questione LGBT? No, non per quello, perché lei proviene... No, per essere chiari, perché lei proviene comunque dal Partito Comunista. Crocetta, un attimo, mi faccia parlare però. Dicevo, parlavo del Partito Comunista, dello spostamento a sinistra, del Partito Democratico. Di appartenenza alla questione delle scelte sessuali delle persone. Uno può essere eterosessuale e essermi tranquillamente più amico, più simpatico, anzi nella maggior parte dei casi è così. La maggior parte dei miei amici sono regolarmente eterosessuali, sposati, li vedo. Procetta, non me ne frega. Procetta, scusi, aspetta, Procetta, mi fa parlare un attimo. Procetta, un attimo. Procetta, mi faccia parlare. Allora, non era per l'orientamento sessuale, del quale mi interessa poco e niente. Siccome so che lei viene dal Partito Comunista, questo spostamento, diciamo, più a sinistra del Partito Democratico, pensavo le potesse piacere. Il Partito Comunista non era a sinistra così. Questo è più a sinistra. Il Partito Comunista c'era Togliatti, c'era Berlinguer. Io sono stato berlingueriano. Ho aderito al Partito Comunista con Berlinguer, che già faceva aperture inimmaginabili. Ho sempre pensato a un partito che fosse democratico, ho sempre pensato che bisognerebbe parlare con i ceti medi, e poi guardi, c'è un rivoluzionario che insegna, ed è Lenin, un grande rivoluzionario, no? Io non sono affatto leninista. Trantino già è diventato nero, proprio c'è di nero scuro. Con la tesi di Rosa Luxemburg, del partito leggero, eccetera. Ora, però Lenin diceva, le avanguardie rivoluzionarie sono rivoluzionarie perché sono avanguardie, ma un'avanguardia deve stare sempre avanti del popolo, ma deve stare un passo avanti, non 2, 3, 4, 5, 6, 7 passi, perché a quel punto perdi il popolo. Quindi io sono sempre stato per una politica che fosse innovativa, ma che rispettasse fortemente le ansie, le questioni popolari, quindi non mi sono mai sognato. Allora, andiamo alle amministrative di Catania. Perché io, per esempio, una cosa... Basta, Crocetta, abbiamo capito. Vabbè. Esatto, andiamo alle amministrative di Catania. Andiamo alle amministrative di Catania. Ci aiutano oggi delle grafiche prodotte dall'istituto Demopolis, che la Sicilia ha pubblicato qualche giorno fa, e che mi è sembrato come dire, interessante rilanciare e dibattere con i nostri ospiti. Partiamo dalla prima grafica. Miriam, tu ci sei ora col tuo ruolo importante che hai, adesso devi occuparti anche delle amministrative, nello specifico a Catania, quindi cerca di aiutarci anche nel commento. No, assolutamente. Ti ospito a casa mia, Miriam, trasferisci di qua per un paio di mesi. Miriam, perché prima ho detto Miriam, poi ho detto Giussi, ma per carità, una gaffa terribile. Ecco, meno male, c'era rimasta male. Allora, primo cartello. Un attimo, fermi, non si può parlare di queste amministrative a Catania oggi. Guardate chi c'è, mettetevelo in onda per favore, perché già mi fa ridere così. Cioè, eccolo qua. Io vedo la grafica, però mettetemi in onda l'ospite misterioso. No, eccolo qua. C'è Alessandro Porta. Alessandro, l'ex opinionista. Mettetelo in grafica per favore, che sia chiaro, ex opinionista. Il mio ex datore di lavoro. Eccolo, bravo.
Allora, Alessandro Porto, Buonasera. un trionfo di ex, lo volevamo salutare perché da oggi non è più opinionista di questa trasmissione perché ha trovato il posto fisso, no? Come Checco Zalone. Mi hai colto sul fatto, sono qua che sto facendo un colloquio di lavoro per sopperire al tuo licenziamento. Quindi... No, vi è dato in bocca al lupo ad Alessandro che ha un ruolo importante, ricoprire, no? Un assessorato importante che è l'assessorato all'energia, guarda caso dell'MPA, guarda caso, no Alessandro? Guarda caso, insomma non è stato mai nascosto dalle sue opinioni politiche, però comunque va bene, il ruolo di politica attiva come dire, tira fuori da questo ruolo di opinionista, quindi poi quando non farai più niente, credo, no scherzo, ti auguro, torna volentieri, no. No, io volevo approfittare innanzitutto per ringraziare te Luca che è stato però stati fermo perché tu mi stai facendo il mal di mare. Stai fermo. Questi anni sono stati importanti, abbiamo avuto come dire, anche la possibilità di riscontro da parte di tanti cittadini che ogni giorno quando ci incontravano per strada come dire, apprezzavano sempre più il programma, quindi ringrazio tutti quelli che collaborano nella regia e chiaramente ci hanno dato la possibilità di poter lavorare. Grazie anche ai telespettatori che in questi anni ci hanno dato la possibilità di essere anche, come dire, protagonisti. Quindi grazie a tutti. Io faccio questa esperienza bellissima, straordinaria, che mi piace tanto e spero di poter contribuire a poter migliorare la mia terra, la mia Sicilia con cui ho sempre lavorato e cercato lo sai che ora comincia il casting per il nuovo opinionista, no? O la nuova opinionista, quindi sì, ho visto che ci sono molti che si sono proposti, sicuramente avrai un'ampia scelta e non avrai difficoltà a trovare chi mi sostituisce. Vabbè. No, Alessandro, sei l'Araba Fenice. Grazie. Ma perché c'è Crocetta che ti adorava, Crocetta. No, devo dire sì, devo dire che io con Crocetta ho avuto un buon rapporto, ma come con tanti, devo dire, poi è il mio stile, il mio modo di fare, la politica è confronto e anche condivisione di quello che è chiaramente il bene comune. Va bene, ciao Alessandro, grazie per essere stato con noi, poi ti ospiterò, insomma. Ciao, grazie a tutti. Ciao Alessandro, grazie Alessandro Porto, insomma, partono i casting per il nuovo opinionista, attenzione, le conoscerete nelle prossime puntate. Allora, facciamo così, andiamo in pubblicità, poi ci occupiamo e partiamo dalle grafiche di Demopolis per analizzare un po' il caso Catania, perché questa settimana con queste grafiche pubblicate sulla Sicilia, dove ci sono anche dei nomi e non dico altro, dei nomi, qualcuno si è risentito, qualcuno dice ma non ci sono io, come mai io così basso, eccetera eccetera. Poi spiegheremo tutto dopo la pubblicità. Rientriamo all'interno della nostra trasmissione Il Punto. Allora cominciamo a parlare di Catania con queste grafiche dell'Istituto Demopolis e apriamo il dibattito anche sul comune più importante siciliano che andrà al voto per le amministrative. Credo, non mi sembra di dire una fesseria in qualche modo, che è il comune più importante d'Italia che andrà al voto in questa tornata delle amministrative. Quindi grande attenzione da parte di tutti i dirigenti politici su questa elezione. Non ci sono nomi ufficiali sino a questo momento di candidati. Molte fughe in avanti, qualche candidato outsider che cerca ovviamente di recuperare un posto al sole in qualche modo, però insomma i nomi grossi, i nomi importanti devono ancora uscire. Allora Demopolis insieme alla Sicilia qualche giorno fa, lo farà poi anche con noi all'interno di questa trasmissione più avanti, ha anticipato dei dati, dei sondaggi che parlano appunto di Catania. Allora la prima grafica era questa, la percezione rispetto a 10 anni fa della qualità dei servizi pubblici a Catania. Quindi partiamo con una sensazione di vivibilità di Catania, peggiorata complessivamente per il 75% dei voti, rimasta come prima il 21%. Quindi con l'amministrazione degli ultimi sindaci, quindi Pogliese e Enzo Bianco, la qualità della vita dei servizi pubblici in questo caso non è migliorata, è migliorata solo per il 4%. Andiamo avanti con l'altra grafica che riguarda, secondo lei, la domanda è questa: quali delle seguenti caratteristiche dovrebbe avere il futuro sindaco di Catania?
Per il 71%, cioè per 71% degli intervistati, cioè la risposta era multipla, per 71% degli intervistati bisogna essere concreto, poi competente e in grado di dialogare con il governo nazionale. Innovativo interessa di meno. La grafica successiva invece riguarda le scelte in qualche modo politiche. Eccole qua. Prescindendo, diciamo, dai nomi degli eventuali candidati per l'elezione a sindaco e il consiglio comunale, oggi lei per chi voterebbe? Per il centrodestra il 46%, per il centrosinistra diciamo una percentuale molto minore, il 18%, insieme al Movimento 5 Stelle 17%, le liste civiche per il 19%. Io comincerei con il commento di queste prime grafiche. Mancuso e poi Trantino e poi Crocetta e poi... Ce ne sono un altro paio che si agganciano anche alle prime due, anche capire, perché poi la domanda seguente del sondaggio era, dopo aver individuato quelle caratteristiche, quali dei potenziali candidati potesse essere, e questo ce la teniamo dopo, rispondendo, ce lo conserviamo. Facciamo un po' di televisione, no? Facciamo un po' di televisione. Mancuso e Trantino. Il punto di partenza è questo, appunto, l'opinione della gente e costruire un programma che può assolutamente migliorare Catania. Le cose da rivedere sono sicuramente tante, ma cose buone ne sono state fatte veramente tante. Qui la gente non lo ha capito però. No, la gente lo ha capito, forse c'è stata una comunicazione che non è arrivata fino al punto giusto, perché i milioni che sono stati impegnati dall'ultima giunta municipale e anche dalla città metropolitana, qui non a caso c'è anche l'avvocato Trantino, sono arrivate le risorse già all'interno anche dei comuni della città metropolitana, della città di Catania, molto importanti su infrastrutture assolutamente indispensabili. Però è chiaro che ci sono tutta una serie di cose che potrei elencare, sono tante che devono essere migliorate, possono essere migliorate solo con un programma serio e con un sindaco che li sappia interpretare nel migliore dei modi, con quelle caratteristiche che appunto hanno indicato diciamo, i cittadini a Demopolis. Io ne conosco uno che ha tutte quelle caratteristiche, però non so se poi sarà gradito a tutta la coalizione. Raffaele, si chiama Raffaele. Sono RL. Potrebbe essere. Raffaele Lombardo. Quindi avete visto, prego Trantino. Io parlo anche come parte in causa, visto che ho fatto parte dell'amministrazione. Dico subito, anche a riscontro di quel che ha detto Fabio Mancuso, che in effetti non abbiamo probabilmente saputo comunicare le tante cose che abbiamo fatto, perché tutta la polemica politica si è incentrata sulla figura di Salvo Pogliese, sulle sue vicissitudini che in qualche modo hanno inciso sul giudizio generale. Devo anche ricordare comunque che si sono verificati un dissesto, un Covid e tutta una serie di problemi relativi anche alle vicende giudiziarie che hanno riguardato il nostro primo cittadino, che ci hanno molto disorientato e che in qualche modo hanno anche messo in difficoltà lo stesso nostro sindaco, che ha fatto di tutto fino alla fine per cercare di lavorare per Catania, non certamente per se stesso. Detto questo, poi chiaramente quando si parla di servizi essenziali, la gente più che vedere la massima efficienza per esempio della MT, pensa subito ai rifiuti, ma è chiaro che questo è anche il frutto di una scelta che abbiamo compiuto nel provare finalmente a differenziare, che è una missione impossibile che non entra nella testa dei catanesi, per cui alla fine il catanese, piuttosto che conferire nei giorni che gli spettano, preferisce creare delle micro discariche in giro per la città che alla fine determinano questo pessimo circuito che dà l'immagine al cittadino che scende a Catania della sporcizia e dell'assoluta impraticabilità del nostro territorio urbano. Quindi vorrei che questo sia ben chiaro, perché probabilmente i catanesi non sanno neanche quel che è stato fatto. Io adesso non voglio parlare delle tante cose che per esempio ho fatto io, perché siamo anche in un periodo preelettorale e non sarebbe pertanto di buon gusto far riferimento a molte delle iniziative assunte dall'amministrazione Pogliese. Però devo anche precisare che la percezione è stata in qualche modo alimentata da una sorta di narrazione che ha voluto per forza questa amministrazione come deficitaria rispetto ad alcune tematiche, mentre ha dato delle risposte ma che non sono state colte o che non sono state seguite dai cittadini
prima fra tutto appunto quella della differenziata. Quindi laddove non si entri in questo contesto, ma soprattutto laddove non si cambia testa, e ti chiedo gli ultimi 30 secondi, non si potrà fare nulla, perché quando, e penso che Fabio me ne potrà dare atto, quando nei comuni viciniori la differenziata funziona benissimo, questo succede anche perché tantissimi residenti, io sono residente a San Gregorio, il loro sacchetto dei rifiuti il giorno in cui si conferisce la plastica, piuttosto che conferirlo come si deve, preferiscono portarlo a Catania e buttarlo in una delle tante discariche attivate abusivamente dai cittadini. Quindi diciamo che dipende innanzitutto da noi catanesi. Sì, vorrei rimanere però diciamo sulla interpretazione politica. Sull'interpretazione, una cosa che mi ha sorpreso, e finisco, è la concretezza che superi la competenza. Io credo che la gente vuole un sindaco che faccia, cioè è chiaro, sì, no? Ma il sindaco può fare nel momento in cui è competente, secondo me, prima ancora che fare. concreto. Miriam, questa è una partita importante politica, no? Inquadriamolo un pochettino. Luca. È una partita sicuramente importantissima, soprattutto negli equilibri del centrodestra. Il centro-sinistra lo vedo sinceramente piuttosto a mare, stanno cercando un'identità, magari lo troveranno anche, però nella partita del centrodestra è assolutamente fondamentale la tornata di Catania. E a Palermo si sente, no? Cioè, si sente questo peso, cioè questi equilibri insomma, che si cerca di mantenere. A Palermo si avverte che c'è evidentemente un clima molto teso nel centrodestra. C'è una cosa che mi preoccupa da osservatrice esterna, come dire, veniamo da una serie di tornate elettorali sia in occasione dell'election day per le regionali che guardando alle ultime regionali in Lombardia e nel Lazio. C'è una disaffezione sempre maggiore della gente nei confronti della politica. E questo fatto che a fronte delle slide che hai mostrato ci si concentri sulla seconda che dà il centrodestra vincitore e non si cerchi di capire perché il 96% dei cittadini in tutto che valuta negativamente il modo in cui è stata gestita la città negli ultimi 10 anni, quindi dalla destra e dalla sinistra. Quel dato lì invece, secondo me, chiunque voglia amministrare Catania a qualunque livello, dal condominio a Palazzo degli Elefanti, se lo deve appendere sul frigorifero e guardarlo sulla macchinetta del caffè sempre, e guardarlo sono ogni d'accordo. santa mattina. Sono d'accordo. Allora chiedo alla regia di seguirmi con l'elenco delle grafiche e mandare la grafica numero 5, la 4 la mandiamo più avanti. Sulla grafica numero 5 arrivano i nomi. Mario. La mettiamo a tutto schermo, eccola qua, la notorietà dei candidati a sindaco tra i cittadini catanesi. Facciamo una precisazione, questi sono nomi che stanno girando, diciamo non c'è alcuna ufficialità se non nel nome di Lanfranco Zappalà, che ci ha aperto il comitato elettorale e dice che vuole fare ufficialmente il sindaco. Allora, Benzo Bianco è il più conosciuto, 88%. La risposta anche qui è multipla. Poi c'è Ruggero Razza, ex assessore alla sanità, quindi è stato esposto mediaticamente per un paio d'anni per la vicenda Covid. E poi c'è Giancarlo Cancelleri, il primo grillino siciliano, diciamo, quello che si è candidato per 2 volte alle regionali siciliane, quindi anche qui grande notorietà, 2 campagne elettorali importanti. Poi c'è Valeria Sudano al 4° posto, parlamentare, insomma, curriculum di lungo corso, politico di lungo corso, espressione oggi della Lega. Sergio Parisi, ex collega dell'ex assessore Trantino, quindi ex assessore allo sport, Emiliano Abramo, il presidente della comunità di Sant'Egidio di Catania, e come abbiamo detto Lanfranco Zappalà. Mario, commentiamo intanto questo cartello e poi vediamo l'altro. Ce lo possiamo liquidare in pochi secondi dicendo che sono dati abbastanza scontati, cioè Bianco ha fatto il sindaco 5 anni, Ruggero Razza che per i cui numeri qualcuno si è sorpreso rispetto al sondaggio, dobbiamo considerare che è stato assessore per quasi 5 anni alla sanità, con i 2 anni di Covid in cui chiunque avesse delle responsabilità dentro l'emergenza della pandemia
dagli epidemiologi che erano diventati come familiari, come il portiere del palazzo dove abitiamo, a ovviamente i governatori e gli assessori alla salute. Chiedete ai lombardi quanti non conoscono Gallera, quindi è chiaro che anche noi lo conosciamo, lo conosciamo pure noi, che non siamo lombardi, quindi ha avuto una grande esposizione sugli altri. Cancelleri, che pur non essendo catanese, si è fatto 2 campagne elettorali per le regionali, quindi sfido a non conoscere Cancelleri, quindi diciamo non mi stupiscono. Allora andiamo all'altro invece, i candidati in grado di rappresentare gli interessi della città nel ruolo di futuro sindaco di Catania. Questo diventa già più interessante. Al primo posto c'è Ruggero, anche qui più scelte consentite, sono segnalati solo i nomi che hanno raggiunto una percentuale superiore al 15% e sono in quest'ordine. Al 35% Ruggero Razza, 2 punti più giù, quindi al 33% Enzo Bianco, poi Valeria Sudano, Sergio Parisi, Giancarlo Cancelleri, Emiliano Abramo al 16%, Lanfranco Zappalà. La domanda è, secondo lei, quali sono tra questi i candidati in grado di rappresentare gli interessi della città nel ruolo di futuro sindaco di Catania? Mario, allora, contrariamente ad altri sondaggi che sono stati diffusi, questo di Pietrovento diciamo, ha una sua serietà scientifica, perché non essendoci ancora con chiarezza un quadro di scenario di candidati, ha provato a testare le tendenze di gradimento pur senza ipotizzare uno scenario. Non sta chiedendo se tutti questi 7 fossero candidati chi votereste, ma su una serie di nomi che, lo ripeto e lo sottolineo con l'evidenziatore giallo, sono libere scelte di un signor istituto demoscopico che ha fatto un sondaggio, e quindi quando il sondaggio di Demopolis si fa per la Sicilia non significa che è la Sicilia che fornisce l'elenco delle domande, ma è uno studio scientifico autonomo accreditato che noi pubblichiamo. Sulla rosa dei candidati che Pietrovento e il suo istituto hanno deciso di sottoporre ai candidati è uscito questo risultato che dà diciamo, uno dei nomi in ballo per il centrodestra, in particolar modo per Fratelli d'Italia, che è Ruggero Razza. Il ragionamento lo facevamo poco fa, che supera addirittura Enzo Bianco, che finora diciamo, era stato premiato dagli altri sondaggi di notorietà e fiducia. È anche importante questo 27% di Sudano, che non è assolutamente niente male. Allora, così se dobbiamo vedere l'altra metà del cielo, se io fossi un dirigente del cosiddetto campo progressista, rispetto a riconoscibilità e fiducia, stima su Emiliano Abramo, bravissima persona, straordinario esponente forse di una delle parti più belle della nostra città, che è quella che va a sostegno degli ultimi con la comunità di Sant'Egidio. Qualche domanda sull'efficacia di quello che potrebbe essere il candidato unico del campo progressista me la porrei. Su Enzo Bianco, dici? Considerando su Abramo, diciamo, considerando che uno delle ragioni fondanti che tiene assieme i partiti e molte associazioni dei tavoli progressisti che hanno già concluso gli incontri tematici sul programma è una sorta di convenzio ad excludendum rispetto a Enzo Bianco, cioè tutti quelli che siedono a quel tavolo, o quasi tutti, non vogliono Bianco candidato. Questo risultato qualche punto interrogativo lo potrebbe porre. È anche vero che diciamo, tra Emiliano Abramo, Lanfranco Zappalà, diciamo, Enzo Bianco è quello, diciamo, che ha più come dire, esperienza e anche curriculum amministrativo. Quindi qua poi vediamo la grafica successiva, che mi sembra anche abbastanza interessante. La numero 7. I candidati a sindaco di Catania ritenuti maggiormente concreti e competenti. Il podio della concretezza vedrebbe, insomma, secondo Pietrovento e l'Istituto Demopolis, Ruggero Razza, Valeria Sudano e Giancarlo Cancelleri. Sulla concretezza abbiamo visto la grafica numero 2 che chiedeva, tra una delle voci diciamo, per indicare il sindaco di Catania, appunto la concretezza tra la più alta di tutti. Sulla competenza, ancora una volta, c'è sul podio Ruggero Razza, Valeria Sudano, secondo e terza. Al primo posto però c'è Enzo Bianco.
Come si interpreta questo dato, Mario? Ma con un discorso che si allontana ben poco da quello che facciamo prima, cioè la concretezza è la gestione di un'emergenza nella quale, pur con degli errori, perché si affrontava un problema assolutamente inedito e assolutamente per il quale eravamo impreparati, l'aver... E Valeria Sudani in questo come si piazza? Non ha amministrato? Valeria Sudano non ha amministrato, però probabilmente ispira fiducia. Ispira fiducia e magari il rapporto molto forte che ha il suo gruppo, perché poi lei fa parte di un gruppo che è legato anche a quello del vicepresidente della regione Luca Sammartino, dà come la sensazione di essere più radicato sul territorio. Se dovessimo seguire il ragionamento che faceva Enrico Trantino poco fa, a questo punto ci vorrebbe una specie di mostro mitologico col corpo di Ruggero Razza e la testa di Enzo Bianco, perché Mancuso l'ha fatto il nome. Quando parla Mancuso su quello secondo me ci dovremmo arrivare. Mancuso non parla mai, cioè, probabilmente sotto il vulcano questa cosa sta covando, e dopo il 7 marzo la clip estratta da questa trasmissione, ricordala, perché tra il 7 e l'8 marzo la potremmo riproporre. Noi abbiamo una linea molto chiara, vogliamo tenere unito il centrodestra, di cui facciamo parte a livello regionale anche del governo. È chiaro che questi sondaggi fanno riferimento a tutta una serie di autocandidature o di proposte fatte dai partiti direttamente. Non c'è ancora un tavolo autorevole che possa dire chi è il prossimo sindaco di Catania nell'area di centrodestra. Noi diciamo chiaramente che se il Movimento per l'Autonomia non è coinvolto in questa scelta qui a Catania, è chiaro che siamo svincolati da qualsiasi situazione. Cioè, per intenderci, se lo dovessero decidere Meloni e Salvini la prossima settimana a Roma, senza coinvolgere gli alleati siciliani e catanesi e il Movimento per le Autonomie, liberi tutti, c'è il candidato, ve lo siete scelti voi, ognuno va per sé. C'è una proposta civica del Movimento per l'Autonomia che naturalmente non guarderà all'area progressista, neanche ai 5 Stelle, ma che si proporrà per appunto una persona di altissimo profilo che possa governare la città di Catania. Ma io non credo che questo accada. Ma se posso, Luca. Sì. Prego, ma un attimo, Crocetta, vai. Come io devo lasciarvi, anche perché sto finendo la batteria. Come solito la batteria è fantastica. Crocetta, vorrei dire questo. Intanto questi sondaggi spiegabilmente manca Raffaele Lombardo, che peraltro non so come si metterebbero i sondaggi per altri esponenti del centrodestra se si fosse chiesto anche di Raffaele Lombardo. Precisato questo, che dico, posso dire non sono affari miei, sono affari... Invitiamo Vento e spiega che l'ha fatto in base ai nomi che erano stati pubblicati. Io penso che Catania abbia già una tendenza in qualche modo, così come ho l'opinione pubblica in questo momento nazionale, eccetera, a fare vincere i candidati del centrodestra. Però voglio ricordare che sui sindaci spesso si gioca una partita che è molto legata a indovinare il candidato. Per esempio, il centro-sinistra non è stato mai forte a Palermo e Luca Orlando ha regolarmente sempre vinto le elezioni in cui è stato candidato. Voglio dire, il centrodestra era dato vincente a Messina e Catena De Luca ha fatto, è stato, come dire, la palanca che sale, no? ha devastato tutto. Io non so perché, il generale Cascini a Catania mi piacerebbe molto un candidato alla De Luca, cioè uno che in qualche modo mette in gioco questi giochi politici sempre gli stessi, sempre. C'è secondo lei un nome che rappresenta un De Luca catanese, chi potrebbe essere? Io non lo so, non lo so, ne voglio candidare alcuno, perché ripeto, mi voglio fare semplicemente i fatti miei.
e non voglio entrare troppo nelle cose, però mi piacerebbe un De Luca alla catanese che finalmente facesse nascere l'orgoglio di questa città bellissima. Allora, grazie Crocetta, siamo a chiudere. Crocetta però ammuffita, basta, Crocetta, basta. Elementi di novità, elementi di innovazione. Allora, Crocetta mi ha interrotto sul più bello quando ero proprio nel momento di fare la domanda più importante a un interlocutore autorevole del mondo autonomista come Fabio Mancuso. Tutto voglio fare perché interromperlo. No. Finiamo Ho paura della stampa, ho paura. Vabbè. Stavo chiedendo a Mancuso come questo scenario che i sondaggi hanno descritto basandosi sui nomi che in questo momento ci sono in campo, più o meno autocandidati, più o meno come potrebbe cambiare se dal 7, non facevo riferimento al 7-8 ottobre o al 7-8 marzo casualmente, se come molti nel mondo politico siciliano si augurano da quel giorno Raffaele Lombardo uscisse definitivamente assolto con sentenza della Cassazione dal processo per concorso esterno in associazione mafioso e voto e corruzione elettorale. Cambierebbe qualcosa lui nel dico se lo fosse definitivamente e se si chiudesse per sempre questo tunnel. In più di un'intervista con me lui ha detto di non avere né l'età né la voglia, però il sornione che c'è lui, però e non voglio nemmeno citare chi mi dice quando Lombardo ti dice sì e no, quando Lombardo ti dice no andiamo a chiudere. sì, cioè potrebbe essere un player diverso di questa elezione. Io ritengo che Raffaele Lombardo è un valore della coalizione, non credo che si autocandida, non credo che il Movimento per l'Autonomia lo candiderà. Se serve una candidatura autorevole come Raffaele Lombardo, io ritengo che lui potrebbe essere a disposizione di chi glielo chiede, non sicuramente da una proposta. Lo dice come presunzione, allora, come ipotesi, cioè come idea di Fabio Mancuso o come effettiva predisposizione del diretto interessato? Della maggioranza della classe dirigente del Movimento per l'Autonomia qui in Sicilia. Allora, benissimo, siamo a chiudere. Prima di Luca, vorrei salutare Sì, salutiamo Crocetta. Crocetta, grazie per essere stato con noi. Ovviamente interverrà più avanti. Saluto l'avvocato Tarantino, Mancuso, il grande Parresi, il grande Rosario. Saluti a lei, Presidente. Miriam. E ti invidiamo, Rosario, ti invidiamo. Perdono. Miriam, grazie per essere stata con noi. Grazie mille di me, colleghi della Repubblica, grazie a... Anzi no, aspettate, voi fermi qua, voi che siete studi. Io un candidato di questi qua outsider lo abbiamo intervistato oggi, ve lo faccio vedere, magari vi convince, che ne so. Ed è un piacere essere qui con la rappresentante alla carica di primo cittadino del nostro comune, la rappresentante della Foffa, la signora Franca D'Impegni. Buongiorno e grazie per questa bellissima opportunità. Ringrazio tutti voi. Ci tengo a precisare che il mio partito Foffa sta per Fondazione Femminile Facendo Virenno. Il mio è un partito giovane, è un partito d'azione, noi cerchiamo di tutelare soprattutto le donne. Del resto la mia, voglio dire, si vede, è una Foffa relativamente giovane, è una Foffa che piace alla gente, che piace, è una cosa antica, si è sempre detto tira di più una Foffa che un carro di buoi. Ma veramente il detto è un po' diverso. Prego, continui con le domande. La Foffa, vabbè. Benissimo, allora ci vuole un po' così parlare del programma. Sì, noi della Foffa abbiamo le idee assolutamente chiare. Come prima cosa noi ci proponiamo di prendere le nostre eccellenze e di portarle in tutto il mondo. Naturalmente, se io parlo di eccellenze, lei ha capito a che cosa mi riferisco? Beh sì, può entrare un po' nello specifico perché... Cioè io parlo di eccellenze e mi riferisco a... Sì, che cosa? Io nel momento in cui parlo di eccellenze mi riferisco al... Che cosa? Che cos'è? Il circo? Lei palleggia? Il giocoliere? Ho capito che lei non è molto intuitivo, quindi eccellenze... Le do una piccola indicazione per capire... Passato? Quindi? A verdura? No. E un minestrone? È la vellutata di zucca? No, più piccole. Più piccole zucchine? No. Pomodoro! I nostri pomodorini datterini noi li porteremo in tutto il mondo per farli conoscere. Altra eccellenza del nostro territorio.
No, Questo è sempre... il peso specifico più importante. Quindi abbiamo il pomodoro, e poi i peperoni, no, sono più questo grossi. è più guardi. Sì, ma lei palleggia, io non... No. Per sì. favore, le do un indizio perché ho capito che proprio lei non è per niente intuitivo. Quindi abbiamo i pomodorini. E questo... Se non le piace, quantomeno... Sì, assaggiala. No. Provola. Quindi i nostri pomodorini insieme alla provola noi li porteremo in tutto il mondo per farli conoscere, perché sono le nostre eccellenze, così come i nostri meravigliosi scenari. Sì. Grazie al giovane Montalbano, al vecchio Montalbano, al Montalbano per 7 fratelli, Montalbano e Romina Power, noi faremo conoscere questi meravigliosi scenari in tutto il mondo. È proprio questo che si propone la Foffa. Ma guardi, cosa c'entra Montalbano con la nostra provincia? Quelli sono stati tutti girati a Ragusa, e anche, vorrei dire, la Provola. Certo, Ragusa, perché io sono qui per rappresentare la poltrona del primo cittadino di Ragusa. Ma quando mai, signora? Qua siamo nel comune di Catania, si parla di Catania. Catania? Certo. Ma che sta dicendo? Certo. Catania? Sì. Ma dove mi buttano? E cosa ride? Catania? Sì. Cioè, ora avevi 100 anni che avete un comune in dissesto e aspettava va mia per risanare tutto questo bilancio? Ma ci vuole coraggio, ma non ci penso completamente. Ma troverete sicuramente qualche patoffo, qualche bafacchio che vi può aiutare. Sì, effettivamente ci sono. Comunque... ma come vi viene in mente? Ci sono montagne di munnizia che uno la sera manco può tornare a casa, ogni buca nelle strade pare un'entrata della metropolitana e aspettava la mia per sistemare tutte cose. Cioè non avete mangiato l'elefante di pietra latica e ora aspettava la mia per sistemare tutte cose. Che ci vuole coraggio? Vabbè, ma dove mi avete portato? Io non lo so, va. Si ritira? Sì! La candidatura è durata pochissimo, però ringrazio Francesca Cate, Plinio Milazzo e Gino Storina per raccontare anche in modo divertente queste amministrative. Siamo in chiusura, grazie a Fabio Mancuso, sindaco di Adrano, componente dell'ANCI, grazie al collega Mario Barresi della Sicilia, grazie all'avvocato Enrico Trantino, rappresentante di Fratelli d'Italia, ex assessore al Comune di Catania, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito sino ad ora. Ovviamente ritorneremo domenica prossima, si entrerà sempre di più nel vivo di queste amministrative catanesi e siciliane. A domenica prossima.